Canto la storia di una bella festa, fatta di gente altolocata. Ci poteva trasere solo gente in vista. Buonasera e benvenuti al 20° premio Pino Veneziano. E anche la famiglia di Pino, che stasera è anche qui presente. China di ramo titolata. Abbiamo inteso questo festival come momento di incontro, come succedeva al ristorante di Pino. Pino cantava una canzone, ne scaturiva una discussione, o cominciava la discussione e Pino ci infilava la sua canzone per dire la sua. Ecco, l'abbiamo sempre inteso così questo festival. Se curca solo con due cardenali, ora fa vita assai ritirata. La canzone popolare portata avanti da Pino Veneziano, che è una canzone popolare anche di lotta, come diceva Umberto Leone, quindi affonda radici profonde, diciamo, un sentimento ricco di emozioni, ricco di impulsi, di passione. Sono contento di questa manifestazione che, ripeto, abbiamo voluto con Umberto fare adesso nel cuore della città. Volevo evidenziare una cosa, intanto ringraziare perché avete inserito Pino come argomento di studio nelle scuole, e questa è una cosa importantissima. C'è la duchessa di Roccafiorita, la faccia lavi arrapacchiata, con creme e cipri se la fa liscia, pensate che bella, guarda. Di cosa si sarebbe discusso secondo voi oggi nel ristorante di Pino? Ovviamente dei problemi più grandi che abbiamo, che sono il cambiamento climatico, che poi in realtà è sbagliato dire così perché si chiama riscaldamento globale, e un altro è insomma la guerra. Radiazione che va e diventa veleno, tutta l'umanità corre sempre più lontano, ma se continua così. Mi dispiace di non poter essere con voi, ma sono contento di poter condividere con voi alcuni pensieri riguardo al significato e all'importanza della biodiversità. La biodiversità è una maniera diversa per esprimere un concetto molto più antico, che è quello di vita. Oggi noi abbiamo una specie di pudore a parlare di vita e soprattutto di ciò che sta accadendo alla vita di questo pianeta, e quindi preferiamo dire invece che perdita di vita c'è una decrescita della biodiversità. Sembra meno grave di dire che la vita sta diminuendo su questo pianeta, e allora dovremmo chiederci come sta questa biodiversità, come sta questa vita, e purtroppo i dati da questo punto di vista non sono incoraggianti, ecco, diciamo così. C'è una fortissima riduzione sia della vita vegetale che della vita animale su questo pianeta. Quello che sta accadendo alla biodiversità è davvero qualcosa di drammatico, e noi potremmo anche pensare che comunque non è affar nostro, non è importante. L'importante è che l'uomo continui a vivere come ha sempre fatto, nella maniera migliore possibile, e questo è giusto, è corretto, è comprensibile, però stiamo attenti, non si sopravvive da soli. La vita è una rete, dobbiamo immaginarla come una rete da pesca. Ogni volta che scompare una specie, scompare un nodo della rete. Fino a un certo punto la rete può continuare a funzionare, ma se continuano a mancare dei nodi e quindi a un certo punto i vuoti sono superiori ai pieni, chiaramente l'intera rete non serve più a niente, collassa. È la stessa cosa che rischia di succedere, di accadere alla vita sul pianeta. È una cosa che è già accaduta altre volte, si chiamano estinzioni di massa. Noi non stiamo correndo questo pericolo, lo voglio dire immediatamente, però stiamo perdendo enormi quantità di vita, enormi quantità di biodiversità, e tutto questo avrà delle ripercussioni negative sulla maniera in cui noi potremo affrontare i nostri prossimi anni. Radiazione che va, radiazione che viene, chi sta la civiltà, che ne porta sto bene. Siccome tutti quanti più o meno sanno che cos'è il bene, tutto quello che va contro il bene è il male. Per esempio oggi nel mondo quasi tutto quello che sembra governare il mondo
è una esemplificazione del male. Ci si può chiedere come sia stato possibile arrivare a questa specie di grandissimo successo, proprio trionfale, no, del male. Cioè il mondo stava andando in malora, come ci canta Umberto, come cantava Pino, le radiazioni eccetera. Stava andando in malora per conto suo, lentamente. La Russia era un esempio del modo di andare in malora. La Russia era ormai soltanto petrolio, gas e qualche altra materia prima, più un po' di produzione agricola, non aveva nient'altro. Putin in qualche modo si è rivalso dell'assedio che sentiva stringersi intorno alla Russia da questa sensibilità ecologista che andava diffondendosi nel mondo e che non era romantica, era la dimostrazione scientifica della possibilità della fine del mondo, della storia naturale del mondo, e ha in qualche modo rovesciato la questione facendo la sua invasione in Ucraina e devastando l'Ucraina ecologicamente. L'Ucraina oggi è una forma di annientamento ecologico prodotto in tempi brevi, mentre il riscaldamento del globo, pur così accelerato, avrebbe preteso per sé tempi lunghi. È lo progresso che allungani e lo passo e glielo menchione che ci vai appresso. Scrittore, intellettuale, ma soprattutto interprete raffinato dei valori e dei principi di libertà, uguaglianza, coraggio e coerenza. Adriano Sofri ha fatto della sua vita un manifesto di integrità, ha dimostrato che un uomo può essere libero anche dentro una prigione e che la fedeltà alle proprie idee è il primo e più importante atto rivoluzionario. Dalle pagine dei suoi libri viene fuori un'analisi lucida della storia non solo italiana ma europea e una condanna definitiva della violenza e delle guerre. Cantore anch'egli dei ideali di pace e giustizia, della generosità come slancio vitale, Adriano Sofri è sempre stato capace con i suoi racconti di cercare e trovare umanità anche nell'orrore, e per queste ragioni gli viene conferito oggi il premio Pino Veneziano. È da sempre amico del premio Pino Veneziano, ha collaborato a diverse edizioni della manifestazione. Premio Pino Veneziano 2025, il maestro Enrico Stassi. Questa vita che naio solo stanchezze e lo sole mai vio. Questa canzone intanto è dedicata a un suo amico ceco, a Santo, uno che in questo mondo di pazzi, come dice la canzone, ci vedeva più lontano e più chiaro di altri. Ed è una canzone che mi ricorda anche, che mi rimanda a quella visita di Borges a Selinunte. Ero ormai cieco, sentii cantare Pino Veneziano, alla fine andandogli vicino, toccandogli il volto, disse che quelle canzoni, quella voce gli ricordavano la milonga di Buenos Aires. E quindi penso che appunto Pino è stato un grandissimo artista locale, ma che riusciva a essere anche globale, e questo mi ha sempre affascinato. Cacci via occhio chiaro, te cantare d'amore, 100.000 carezze e io volessi dare, ma non giù le voli. E adesso è il momento del nostro concittadino e del maestro Maurizio Filardo. Senza acqua amore, lo cuore è che senza amore come lo giure muore. Pino Veneziano era un cantastorie perché raccontava le cronache di quegli anni, però come struttura armonica, come struttura musicale era un po' più da cantautore. Hai trovato questa cosa pure tu? Guarda, no? allora, quando una composizione nel gergo si dice funziona molto bene,
le parole sono talmente amalgamate con la melodia che senti che la cosa ti travolge, ok? E questo mi è successo con le canzoni di Pino, cioè nel senso, io penso che al di là della poca conoscenza musicale, che non è un difetto o non è una colpa, però insomma non credo che Pino avesse studiato musica, però la capacità della scrittura, la capacità di disporre in fila le parole, dandogli quello spessore artistico, quella sensibilità, è propria di grandi artisti. Se tu non vieni, io mi sento malato, forse non l'hai capito, quanto ti voglio bene, ti voglio bene, e se tu non ci credi mi fai sentire male, quasi morire, mi fai morire di crepacore, perché senza di te non hai amore. Tutte cose a rubare, me lasciarono le crudi, a me avere non mi pare, ma invece è così. Ma per fortuna c'è lo sole e non si fa rubare, e quando non hai più varia mi fa sempre compagnia. So che cerco non lo trovo, perché sogno allo scuro, dico sempre non è vero, ma invece è così. Ma per fortuna c'è lo sole e non si fa rubare, e quando non hai più valia mi fa sempre compagnia.